Il fumetto con questa paroletta fumetto ha una connotazione ormai un po' infantile, per cui specialmente i giovani autori che sono cresciuti già dopo che il fumetto è diventato adulto, quando abbiamo cominciato noi era ancora qualcosa riservato ai ragazzi, diciamo. Trovano questa definizione un po' stretta e quindi parlano di graphic novel. Già in realtà Hugo Pratt aveva cercato un altro modo per definire questa strana forma espressiva e aveva pensato a letteratura disegnata, perché in realtà appunto il fumetto è un incrocio tra la letteratura, il cinema, la pittura. Io una volta ho ricevuto un premio letterario in Francia, era un cenacolo di scrittori, insomma, e come nei cenacoli un po' di origine rinascimentale, insomma, ognuno doveva dire qualche cosa. Io ero molto imbarazzato nei confronti di questi scrittori che oltre a parlare in francese, ma in più anche dicevano cose molto intelligenti. A me è venuto in mente appunto di dire che secondo Hugo Pratt i fumettari sono degli scrittori che in più sanno anche disegnare. Naturalmente non ho avuto molto successo nell'ambito di questo convegno di scrittori, ma comunque in fondo c'è della verità, che i disegnatori di fumetti devono avere delle qualità dei scrittori, se non altro per come organizzano e inventano delle storie, ma anche per come scrivono i dialoghi, eccetera. Ma devono anche avere delle qualità di disegnatori, perché ovviamente se no non parliamo più di fumetti. Quindi i fumettari sono degli umili lavoratori che sono scrittori e in più sanno anche disegnare. Io sono molto legato alla città di Venezia, ci ho fatto i miei studi quando ero giovane, quindi più di 50 anni fa, e l'ho conosciuta quando era diversa, non la città, ma la vita che si svolgeva in città era diversa. E poi l'ho conosciuta anche attraverso gli occhi e la guida di Hugo Pratt, per cui ho scoperto anche molti segreti, specialmente per quello che riguarda la zona del ghetto. Lui era un grande conoscitore della Venezia segreta, la Venezia Sconta, appunto, la corte Sconta. E quindi per me è il posto più importante e più bello del mondo, perciò ricevere un premio qua è davvero qualcosa di molto speciale per me. Questo premio è una sintesi di un obiettivo, mi viene da dire, cioè quello di riportare il fumetto a Venezia e nel Veneto, in questo caso proprio a Venezia, in primo piano. Per tanti anni Venezia è stata città di grande tradizione di artisti, di fumettisti, e poi per diverso tempo ha perso un po' di brio in città, e noi con la nostra associazione nata nel 2006 abbiamo cercato di riportare in auge questo media che è utilissimo per raccontare storie e che è anche arte, così come abbiamo dimostrato quando nel 2008, proprio 10 anni fa, invitammo il maestro Milo Manara a Venezia e facemmo una bellissima mostra. Nuovi Sogni si intitolava la Fondazione Querini Stampalia, con 300 allora inediti in Italia addirittura, ed è bello dopo 10 anni appunto di avere con noi il maestro Milo Manara e consegnargli questo premio, la seconda edizione del premio Nuvole in Veneto, un premio dedicato alle personalità che nell'arte del fumetto hanno reso lustro nel mondo a Venezia e a tutto il Veneto. Riprendendo anche le parole che disse proprio il maestro Milo Manara durante la mostra Nuovi Sogni, lui parlò di una biennale del fumetto. Ecco, noi speriamo che questo possa essere un via per un lavoro che possa portare finalmente alla realizzazione di questa biennale del fumetto.